Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola pillola del vostro Marietto veneziano. Da come avete visto dal titolo, oggi parleremo di unicorni, arcobaleni e salti quantici. Ma prima di iniziare questo, cerchiamo di capire in che contesto, in che periodo storico siamo, perché mi arrivano alle orecchie tante notizie di gente che pensano che basta a fare abracadabra o darsi una pacca sulle spalle o ripetere 1000 volte oggi sarà una giornata fortunata e dal cielo scende il miracolo. Ma il vostro Marietto vi ha sempre spiegato che i miracoli sono difficili e che possono avvenire. Avvengono, il colpo fortunato esiste, ma non è sempre facile. Allora, guardiamo il periodo storico. Il periodo storico ce lo dice la classica frase che noi sentiamo ripetitivamente o ripetitivamente in giro, e cioè tempi duri creano uomini duri creano tempi morbidi creano persone morbidine e flaccide e persone flaccide creano tempi duri. Noi siamo in quel periodo in cui stiamo vivendo un tempo morbido, e cioè che praticamente possiamo permetterci cibo in abbondanza, possiamo permettere di parlare con persone che sono dall'altra parte del mondo, con pochi denari e con poco sforzo. E questo non se lo poteva permettere certamente magari un re o un imperatore 200 anni fa. Cioè riusciamo ad avere con poco quello che imperatori o re qualche secolo fa neanche potevano permettersi, ad esempio andare a 30-40 km/h sull'autostrada. Una carrozza 200 anni fa non se lo poteva permettere. Oppure andare dal dentista, c'erano presidenti degli Stati Uniti 200 anni fa che avevano i denti di legno. Quindi noi viviamo in un periodo morbido e questo periodo morbido crea gente arcobaleno, gente vogliamoci tutti bene, gente unicorno. Il problema è che alla fine andremo a avere tempi duri. Vediamo in questo periodo storico che sta arrivando la guerra, vediamo che i russi ormai hanno invaso l'Ucraina, invaderanno poi, attaccheranno poi la Polonia, come vi ho detto già dal 2010, il vostro manetto veneziano, la situazione non è facile, però si può sempre fare qualcosa. Il vostro manetto veneziano già 2 o 3 anni fa con il De Garda avevano cominciato a promuovere dei sigilli proprio per difendere la propria casa, la propria destinazione, il proprio terreno, insomma tutto ciò che era a livello materiale intorno alla persona che possedeva questo circuito, questo sigillo di Mosè. Quindi, cari miei, per quelle persone che pensano che basta andare sui social e dire 3 volte la parolina che risolve i propri problemi, magari per cercare parcheggio, a tutte quelle persone che pensano che passa prima o poi, il vostro Marietto vi dice che siamo in quel periodo di tempi morbidi che creano gente un pochettino flaccida. E la colpa di chi è? La colpa è che praticamente alcuni, quando avrebbero dovuto spiegare ai propri figli certe regole basilari che magari i nonni hanno vissuto, si sono voltati dall'altra parte a cercare il morbido, a cercare il fatto di non far fatica. Noi viviamo in un periodo di transizione verso tempi duri. Quindi cosa vi consiglia il vostro manietto? Beh, il vostro manietto vi consiglia di andare nel sito del capitano, scaricare quei circuiti in modo gratuito da attivarli, oppure di contattarci per una consulenza per vedere come iniziare a fare a dipanare un programma di protezione per i tempi che stanno avvenendo e arriveranno di sicuro. Non è gratis perché tutti devono mangiare, quindi uno scambio di energia, noi lavoriamo, siamo professionisti. Non diciamo che i miracoli avverranno domani, però se si inizia col piede giusto si possono fare tanti chilometri insieme. A tutte quelle persone invece che pensano che basta dire
abracadabra, pinco pallino e poi possono camminare sull'acqua dopo 28 giorni, il vostro marinetto purtroppo vi deve dire che sarà difficile. È possibile perché i miracoli possono venire, ma è difficile in questi periodi. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e mi raccomando, è il concetto tempi duri creano uomini duri creano tempi morbidi creano persone debolucce e persone debolucce creano tempi duri. Quindi stiamo costruendo non un futuro dove l'universo ci darà tutto, ma stiamo costruendo un futuro in cui dovremo lottare per creare ancora una situazione decente. In più vi voglio dire un'altra cosa. Voglio dire che per tutti quelli che pensano ai salti quantici c'era un tale, più di un tale, sia una corrente misterica che un tale piuttosto famoso che dicevano che l'essere umano è programmato per autodistruggersi. Quindi a tutti quelli che pensano che arriverà l'anticristo che dominerà tutti, il vostro maledetto vi dice che, insomma, quello che arriverà invece sarà un'autodistruzione totale per molti, a parte certi gruppi misterici che riusciranno a sopravvivere. Per il resto sono destinati, l'umanità è destinata purtroppo a azzerarsi e ricostruirsi. Bene, cari amici, grazie e al prossimo video.